C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati a Centro Anch'io. Oggi vi mostriamo un armadio dipinto conservato nella Pinacoteca Ptosio Martinengo, che in primavera riaprirà i battenti, perché in Pinacoteca mica ci sono solo i quadri. L'armadio settecentesco è opera del pittore Faustino Bocchi. Su un fondo color crema si alternano scene di nani che cantano, suonano, duellano e decori a grottesca con animali e personaggi mitologici. Probabilmente la complessa decorazione aveva un intento allegorico. In alto al centro campeggia uno stemma con un leone rampante, probabile richiamo alla città di Brescia. Si può pensare che l'armadio facesse parte di una stanza tutta arredata con il medesimo stile, basato su elementi giocosi e bizzarri. Rieccoci qui amici, Beac l'om che lauro per l'animo, quindi è un proverbio un po' teologico quello di oggi. Sentiamo cosa ne pensano gli amici del bar da Oscar nel centro commerciale Ipersimpli in via Valle Camonica a Brescia. Beato l'uomo Sì. che lavora Sì. Per l'anima, sì. che cura l'anima, che insomma. Come si fa a lavorare per l'anima? E adesso. È un po' difficile oggi, al giorno d'oggi. Sì. Salvatore, originario di Palermo. Sì, Da quanto tempo stai a Brescia? dal 95, sono 22 anni. 2 anni qui. Beh, allora qualcosa di dialetto magari lo sa. Qualcosina. Io Capisco, non lo parlo. Allora, prova a capire questo. Beat l'om che è lauro per l'anima. Beato l'uomo che lavora per l'anima. Bravo Salvatore. Così piano lo capisco. Detto adagio. Beh, e che significa questo secondo te? Come si fa? Chi è l'uomo che lavora per l'anima? È l'uomo che lavora per l'anima. Al giorno d'oggi chi è? Cosa posso dirti? Lavora per l'anima. Lei Salvatore è uno che cura anche la sua anima? Sì, in parte. In parte. Senta, e a Palermo che si dice? È un proverbio palermitano? Lo dice a noi. Un proverbio palermitano. E là, che quello là è l'uomo più adatto, che lui li sa. Ci la dicono mangia patate che non muore mai. Significasse. Mangia patate che non muore mai. Ma non volevo patatato però. Beato quell'uomo che lavora per l'anima. Io lavoro per la traduzione. Bene, lui ha fatto la traduzione, tu la spiegazione meriti, tocca. Allora, il significato potrebbe essere che oltre al lavoro fisico che viene fatto quotidianamente, c'è anche il lavoro dell'anima, cioè accudire la famiglia, accudire il proprio marito, gli amici, gli affetti, i genitori, perché anche quelli... Ma Michele, Aggiungo anche se stessi? No, ci sta. ma sei fortunatissimo con lei. Sì, sono fortunatissimo. Perché vuol dire che è un uomo che che aiuta le persone, oltre che lavorare. Magari lavora ma aiuta anche le persone senza niente, volontariamente. Magari hai un vicino di casa che è anziano o qualcosa, lo aiuti senza pretendere che lui ti dia qualcosa. E questo fa bene alla tua anima. Beato l'uomo che lavora per mantenere pulita la propria anima e magari anche quella altrui. Grazie per essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima.